Rossini, tecnico del Piacenza. Mister, uno 0-0 qui su un campo difficile come quello del Palazzolo, lei comunque vede il bicchiere mezzo pieno? Io vedo solo il bicchiere mezzo pieno. Sicuramente una prestazione anche importante a livello difensivo, quello che ha fatto la sua squadra, e in particolare Somma abbiamo visto essere sempre sul pezzo e sicuramente uno dei migliori di oggi. Siamo riusciti a interpretare una partita dove noi magari non è la nostra migliore arma, quella della fase di non possesso, no? Però i ragazzi hanno capito che in questo campionato devi adattarti molto alle squadre che trovi, ai campi che trovi, perché anche le condizioni del campo non erano ottimali, anzi, e quindi devi riuscire ad adattarti ogni domenica. E poi aggiungo, anche nella partita si giocano più partite, perché poi tu prepari le cose che vuoi fare così, però devi mettere. Quando si giocano al Monopoli ci sono i famosi imprevisti, giusto? Gli imprevisti sono gli avversari, perché poi gli avversari anche loro fanno le loro cose, vogliono vincere le partite, quindi devi essere camaleontico nel cambiare veramente tante volte nella stessa partita, più partite. Perfetto, grazie mister, complimenti. Grazie a voi. Mister Ditu, tecnico del Palazzolo. Mister, uno 0-0 casalingo contro un ottimo Piacenza. Nonostante lo scivolone di settimana scorsa, oggi vi siete ancora confermati sul campo una grande squadra e soprattutto una grande difesa. Sì, oggi è stata veramente una grandissima battaglia contro una squadra veramente forte, sia nei singoli che nel collettivo, nel modo di esprimere calcio. Volevamo ripartire appunto dal brutto scivolone di domenica scorsa. Ho detto ai ragazzi che la partita di Brusacorto ci doveva aver lasciato un segno, ci doveva ferire per partire forte contro, ripeto, una squadra veramente forte e importante. I ragazzi l'hanno fatto, secondo me in maniera superlativa. Oggi forse abbiamo fatto i primi 45 minuti di altissimo livello contro veramente una corazzata, è stata una partita molto, molto piacevole. Sia da una parte che dall'altra, secondo me diretta forse da una delle migliori terre che abbiamo visto quest'anno, con un piglio giusto, anche commettendo sicuramente qualche errore come succede, ma è stato veramente un bello spot per il calcio. Sono contento per la società, per la cornice di pubblico che c'era, oggi è stato veramente un passaggio importante del nostro percorso. Ecco, si dice a volte la miglior difesa è l'attacco. Lei prima alla domanda del collega comunque ha fatto anche tanti complimenti agli attaccanti anche per la loro gara difensiva, nonostante non hanno avuto grandissime occasioni là davanti, e quindi è sempre più bello vedere partita dopo partita l'atteggiamento di questa squadra che si sacrifica tutta, dal primo attaccante al portiere, per il solo scopo di accumulare punti, e si dimostra quindi sempre unita nell'interesse del gruppo, della squadra. Noi abbiamo un obiettivo ben chiaro in testa, è quello di giocarci queste 9 partite con questo spirito, con questa forza, e oggi quello che avevo chiesto alla squadra e soprattutto ai due attaccanti era quello di fare una gara di grande ritmo, di grande corsa, di grande pressione. Sapevamo che loro costruivano a 3 dietro, stringendo uno dei due terzini, quindi loro due dovevano magari lavorare un po' in inferiorità numerica rispetto magari alle due mezzane che potevano andare forti sui riferimenti avversari. Oggi loro hanno fatto veramente una gara sotto quell'aspetto senza risparmiarsi un secondo, e questo è quello che io voglio da quella fine, perché secondo me in questa maniera ti puoi creare anche poi le occasioni come sono state dopo, combattendo su ogni pallone, cercando di agevolare poi un po' il compito della riconquista palla, come è stato oggi poi ad esempio nei 3 difensori che tante volte hanno avuto la meglio nei duelli. Quindi un applauso a tutta la squadra, ma soprattutto per quello che hanno espresso in campo nello spirito e nei modi di fare. Grazie e complimenti. Grazie a voi. Grazie.